Sarebbe partita da questo documento l'indagine che ha portato ieri mattina le fiamme gialle nelle sedi di Veneto Banca lungo la Feltrina e in centro a Montebelluna. Numeri e cifre che non avrebbero convinto al punto da far scattare l'indagine da parte della Procura di Roma, dopo che già nel 2013 Banca d'Italia aveva mandato 2 ispezioni. Finanza non solo in banca ma anche a casa dei 2 indagati principali, Vincenzo Consoli, amministratore delegato, e Flavio Trinca, presidente all'epoca dei fatti contestati, che in riassumento sarebbero prestiti pari a tassi a favore a soci e imprese amiche, poi non onorati, con il risultato che un piccolo esercito di piccoli azionisti oggi non riuscirebbero a riscuotere le obbligazioni sottoscritte. Da tempo si vocifera di una class action nei confronti dell'Istituto di Montebelluna, dove stando alle prime indagini sarebbero spariti oltre 200 milioni di euro. Oggi intanto, dopo la tempesta, vige la quiete. Dipendenti regolarmente al lavoro nelle sedi e i cittadini agli sportelli, sicuri che se non risponde la Popolare risponderà il Fondo Rischi di Banca Italia, un po' sulla scia del Monte dei Paschi di Siena. È giusto che facciano il controllo, ma non sono preoccupato. Io sono preoccupata di tutta la situazione, ho fiducia nella Veneto Banca, ma ho letto che verrà controllata. Penso che se anche è stato fatto qualcosa che andava al di fuori di certi limiti, sia stato fatto per il bene della banca. Staremo a vedere lo svolgersi dei fatti e staremo a vedere un attimo come procederanno le cose, come si concluderanno le cose. Comunque no, per il momento non sono preoccupato, spero di non dover avere preoccupazioni. Brucia soprattutto alle piccole imprese l'ipotesi che una banca di territorio abbia favorito grandi imprese dopo essere cresciuta sul piccolo credito. Per le imprese appunto era già diminuito e sta diminuendo sempre di più, per questo che una banca che è sul territorio da tantissimo tempo e che ha rapporti stretti con piccole imprese succeda questo, non posso dire che non ci sia questa paura che ci venga a mancare anche lì un po' di sostegno, insomma.